Rete oggi vi porta a Padova. Ci troviamo sui campi del tennis plebiscito che assieme al CS 2000 ha ospitato le sfide di questa macro area nord-est. 562 atleti, 8 finali, 14 campi, 2 centri sportivi. Sono i numeri del torneo internazionale macro area Fit Babolat, andato in scena ad inizio aprile a Padova. Ad organizzare questo evento da record il CS 2000 e il CS Plebiscito, società dirette entrambe da Gianfranco Barbiero. Siamo con Gianfranco Barbiero, direttore dei 2 centri tennis che hanno ospitato questo torneo. Com'è andata? È stata una lunga avventura. È stata una cosa emozionante, perché un torneo giovanile con 560 iscritti noi non l'avevamo mai organizzato. Abbiamo fatto diverse manifestazioni nazionali, internazionali, di tantissimi livelli possibili, dal 10.000 ai 50.000 dollari, però così tanti iscritti in così breve tempo e di qualità non ne avevamo mai avuti. Per voi è stato possibile gestirli perché potete contare su 14 campi fondamentalmente? Sì, noi avendo in gestione le 2 strutture, una nostra e una in gestione proprio, che sono gli impianti sportivi del CS Plebiscito e del CS 2000, siamo riusciti a organizzare questo tipo di evento, anche con una semplicità e con tranquillità, senza nessun tipo di problematiche particolari, senza nessun doppio turno. E questo vuol dire qualità anche poi nei risultati e da parte di gioco dei ragazzi. Possiamo dire che è in queste occasioni che si scopre il vero significato e il gusto del tennis? Sono le cose più emozionanti e più belle da vedere, perché vedi l'emozione nei bambini che a volte si bloccano nel giocare, perché li vedi magari in allenamento e sono fantastici, poi nel gioco cambia tutto. L'emozione nei genitori e anche in qualche maestro che a volte si emoziona o qualche volta si arrabbia per quello che i ragazzi non riescono ad esprimere, però fa parte del gioco. Siamo con Mariano Scotton, presidente della Federtennis Veneto. Un grande torneo, grandi numeri e soprattutto un'occasione per vedere il grande tennis. Sì, pensavamo fosse un torneo molto partecipato, ma avere addirittura 560 ragazzi è una cosa veramente notevole che non ci aspettavamo. Siamo stati fortunati a scegliere questo circolo innanzitutto perché è al centro della macro area del nord-est, quindi è facilmente raggiungibile, ma poi perché eravamo anche sicuri di trovare un'ottima organizzazione e anche una grandissima disponibilità di strutture. Torneo osservato per il nord-est, il Babolat ha messo in mostra alcuni dei talenti futuribili del tennis azzurro in arrivo dall'intero Triveneto e dall'Emilia-Romagna. Questo è un torneo osservato della federazione, quindi è uno dei tornei più importanti d'Italia per mettersi in mostra, per vedere le proprie qualità sia tecniche, sportive e caratteriali. E le qualità, non c'è dubbio, si sono viste, come confermano i maestri e i tecnici presenti a Padova. Federica Cerri, intanto come ti è parso il livello in questo torneo? È un ottimo livello in tutte le categorie, ho visto sia dal settore under 10 i bambini molto interessanti, ma anche nel settore under 16 ragazzi di altissimo livello, anche i maschi. Sono molto contenta di questo torneo. E dal punto di vista dei ragazzi del TC Riccione sei contenta? Sì, veramente tantissimo, ottimi risultati, ho 3 ragazzi in categorie diverse in finale e sono partita con 7, con 6 sono arrivata nei quarti, 3 in finale, quindi direi contentissima. Siamo con Alberto Tirelli, responsabile tecnico della macro area. Che torneo è stato questo di Padova? Sinceramente sono molto soddisfatto, in primis per i numeri con quasi 600 iscritti e successivamente anche per il livello tecnico dimostrato dai ragazzi, sia dagli under 10 agli under 16. Secondo me la maggior parte dei ragazzi è migliorata, ogni ragazzo in determinati vari aspetti e quindi questo fa ben sperare sia ai maestri che al settore tecnico, che insomma un po' tutto il movimento.
I maestri stanno sicuramente lavorando bene, ma se dovessi dare un consiglio ai maestri qui del Triveneto cosa diresti? Riteniamo come settore tecnico che la differenza fondamentale la fa il confronto fra professionisti sia in ambito nazionale che internazionale, quindi stiamo spingendo e spingeremo sempre e comunque affinché i professionisti, quindi gli insegnanti, i maestri tecnici, abbiano un confronto sempre maggiore, soprattutto a livello internazionale. Solo così si può crescere, secondo noi, nella maniera più corretta. Qualità e numeri importanti, quelli visti dunque al Babolat di Padova, in una stagione che a livello giovanile per il Veneto si preannuncia da record. Io mi sono occupato del calendario tornei, le richieste aumentano ogni anno, quindi anche questo ci fa supporre che i numeri conforteranno le nostre previsioni. Il tennis veneto in particolare è in continua crescita, non c'è ombra di dubbio. Ovviamente questa cosa metterà in difficoltà un po' voi che dovrete decidere come farci stare tutti questi tornei. Ma siamo contenti di avere questo tipo di difficoltà da affrontare, va bene così? E continuiamo a parlare ancora di tennis giovanile, andiamo infatti a vedere i campionati regionali under. CT Rovigo, Sporting Bassano, Acquaviva 2001. Sono queste le società che hanno ospitato l'edizione 2016 dei campionati regionali riservati agli under. Centinaia di giovani e giovanissime racchette si sono sfidate dal 2 all'8 maggio per conquistare il titolo e lo scudetto messo in palio dal Comitato Regionale Veneto. Lotte fino all'ultimo 15, dall'Under 10, 11 e 12 impegnati sui campi del Circolo Tennis Rovigo agli Under 13 e 14 in gara a Bassano fino agli Under 16 che si sono sfidati sui campi padovani dell'Acquaviva 2001. Centinaia di ragazzi che per un'intera settimana hanno sfidato avversari e messo in scena il loro talento come è accaduto allo Sporting Club. Antonio Bonserio, parliamo intanto della formula di questo campionato regionale, come funziona? Il campionato regionale è un torneo a tutti gli effetti, a partecipazione libera. La particolarità sta nel fatto che è un torneo che consente agli atleti di poter poi accedere in un secondo momento ai campionati italiani. In questi campi dello Sporting qui a Fellette vediamo gli Under 13 e gli Under 14. Che livello c'è? Qual è il tennis veneto in questa età? Il livello espresso sinora, da quello che si è visto negli incontri della settimana, è sicuramente interessante. Ci sono delle punte dal punto di vista tecnico appunto di valore e la nostra speranza è che ci possano rappresentare al meglio poi nei campionati individuali nazionali, appunto. Siamo con Michele Egger, presidente dello Sporting Club Bassano. Intanto ospitate un torneo, però è un evento importante questo, tantissimi ragazzi che passano e sono passati in questa settimana sui vostri campi. Certo, sono stati 85 ragazzi da tutta la regione, sono stati bravissimi sia loro che i genitori, ma consentitemi anche di dire che il merito è anche dello Sporting, perché abbiamo una serie di campi sia coperti che scoperti da tennis che ci hanno permesso di far fronte anche alle condizioni meteo non sempre favorevoli. E comunque è sempre una grande soddisfazione e va sempre un ringraziamento alla Federtennis perché ci permette di organizzare questo importante torneo, questi Under 13 e Under 14 che sono veramente le promesse del tennis. E immancabili sui campi dello Sporting Bassano sono scesi anche i talenti di casa.
Nel tabellone femminile abbiamo Dule Crystal e per quanto riguarda invece il tabellone maschile abbiamo Filippo Bonamin, che ben si sono comportati durante la settimana di gare. Parliamo proprio della scuola tennis dello Sporting Club. La nostra scuola, che ho l'onore di dirigere da circa 12 anni, consta ormai da un bel po' di anni di più di 100 bambini. Sicuramente è un momento importante per noi. Il nostro obiettivo non è tanto migliorare quanto stabilizzarci e cercare da questi numeri di tirar fuori ancora più qualità. Una scuola dei numeri importanti, quella dello Sporting, che può contare su una struttura invidiabile con tanto di campi da beach volley, calcetto e una piscina. Lo Sporting è nato ormai 50 anni fa e ha una serie di caratteristiche direi uniche. Ho voluto appunto avere come sfondo il torneo di beach volley perché è un po' anche un esempio di quanto multiforme sia l'offerta che diamo. Ovviamente però allo Sporting Club Bassano la parte del leone la fanno i campi da tennis. I campi in terra rossa sono 4 scoperti, i 2 coperti a struttura fissa e poi abbiamo 2 campi in erba sintetica con palloni presostatici che scopriamo d'estate. Insomma, Presidente, con un impianto così verrebbe da dire che si potrebbe cominciare a pensare ad ospitare anche qualche torneo, insomma, riservato, che ne so, qualcuno di più grande di questi Under 14. Il sogno del cassetto c'è e chissà mai che possa essere più vicino di quello che si può immaginare. È il sogno del cassetto e bisogna vivere il sogno, mai come in questo momento.